Innanzitutto volevo ringraziare veramente tutti. Eh, Siamo qui oggi non perché siamo stati invitati, ma perché ci crediamo. Ognuno di noi si è dato da fare per chiamare altre persone e questo è alla base di tutto. Volevo farvi riflettere su questa Madonna, che è la Madonna dell'acqua lurida, fatta da un artista di Padova, Federico Soffiato. Questa Madonna che protegge ancora una volta suo figlio da questa acqua lurida, gli tappa il nasino al bambino Gesù. Noi stiamo tappando il nasino e cercando di sollevare i nostri figli da questo inquinamento, ma abbiamo visto oggi che i nostri figli hanno cominciato, stanno prendendo la palla loro, un passaggio di testimone. Adesso saranno i nostri figli che insieme a noi madri porteranno avanti questo lavoro. Non dobbiamo parlare mai di battaglia, ragazzi. La battaglia non ne porta da nessuna parte mai. Parliamo di lavoro. Tiremo se sulle maniche tutti insieme e lavoremo per avere quello che vogliamo. E vogliamo una cosa sola. Vogliamo giustizia. In questi palazzi viene fatta una giustizia giuridica, fatta di carte, montagne di carte sono state presentate. Mi credo un bancale di carte, ma l'unica carta che a noi mamme interessa è questa che è scritta sulla nostra maglietta. Questo valore sta a significare che nel sangue dei nostri figli c'è un qualcosa che non dovrebbe esserci. E superati i 20 nanogrammi, la situazione di pericolo è elevatissima. Mia figlia ne ha 4 volte tanto della molecola cancerogena più pericolosa. Non dobbiamo permettere che succeda più, ma non tanto per i nostri figli, che si libereranno quando avranno 70 anni con i tempi di dimezzamento, ma per i nostri nipoti, per i nostri pronipoti, per cui per i vostri figli e per i figli dei vostri figli. Io non so come ringraziarvi, ringrazio anche Donata Albiero per il grande lavoro che ha fatto e un abbraccio a tutti quanti.